Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Tenta di soffocare con un cuscino la figlia di 5 mesi, una donna straniera è stata fermata in tempo dai carabinieri di Catania che hanno sfondato la porta. La piccola sta bene. Allerta rossa a Catania, scuole chiuse, attesa fra domani e martedì una violenta ondata di maltempo con forti piogge, venti e onde alte fino a 7 metri. Nelle spiagge si lavora con le ruspe per fronteggiare le mareggiate. Il sindaco La Galla lancia una raccolta di fondi per la parrocchia di Palermo, condannata a pagare un risarcimento di 45.000 euro per il rumore provocato dai bambini dell'oratorio. Il primo cittadino versa i primi 1.000. Dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia, arrestati a Catania 2 posteggiatori abusivi che avevano minacciato degli automobilisti in piazza Borsellino. Una bomba d'aereo della seconda guerra mondiale è stata fatta brillare in una cava di Randazzo, era stata trovata in un terreno privato a Bronte. Calcio, netta vittoria del Trapani, subito aggressivo che cala un poker di gol al Sorrento. Siracusa KO col Cerignola, decide il rigore di Gambale nel finale. Tante occasioni sprecate dalla squadra che ripiomba in zona play-out. Ha tentato di soffocare la figlia di 5 mesi, è stata bloccata dai carabinieri a Catania, una donna in evidente stato di agitazione. Tutto è accaduto nell'abitazione di una famiglia proveniente dall'Asia meridionale che vive da anni a Catania. La madre nel primo pomeriggio, mentre era a casa, avrebbe avuto una reazione violenta minacciando di uccidere la neonata. A dare l'allarme è stata una sorella minorenne della donna che ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. I carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna barricata con la figlioletta nella stanza da letto dell'abitazione nel rione della Playa. Hanno sfondato la porta e hanno fatto irruzione trovando la piccola sul letto e la madre in stato di agitazione che tentava di soffocarla con un cuscino. I carabinieri l'hanno fermata, bloccata e poi hanno preso in consegna la bambina per metterla al sicuro. La piccola sta bene. La donna è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale San Marco, dove i medici l'hanno sottoposta a controlli psicologici per valutare il suo stato di salute mentale. E veniamo adesso all'ondata di maltempo. La Sicilia, in base all'ultimo bollettino, è divisa in 3 colori, in base all'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. A Catania e sulla costa ionica ci sarà il livello massimo di allerta rossa. Scuole chiuse a Catania, Messina e Siracusa e molti altri comuni. Le previsioni parlano di forti venti di burrasca, piogge e mareggiate. Ci dice tutto Orazio Longo. Tutte le strutture presenti sul territorio sono state attivate, lo fa sapere la Regione in vista dell'ondata di maltempo che avrà, da previsioni, il suo picco nella Sicilia orientale tra questo lunedì e martedì, con allerta arancione della Protezione Civile e rossa per la fascia ionica del Messinese fino a Catania compresa. Gialla la Sicilia occidentale. Il Dipartimento regionale ha invitato i sindaci ad attuare le misure previste dai piani comunali, sospesi congedi e permessi per il personale, attivate le organizzazioni di volontariato per l'assistenza alla popolazione. Il ciclone Harry è una perturbazione di origine extratropicale che porta a venti forti o di burrasca, precipitazioni abbondanti e mareggiate di forte intensità. Le aree a maggiore rischio sono quelle storicamente colpite da questi fenomeni, da Giarre, Mascale, Cirreale fino a Calatabbiano e ai paesi della provincia di Messina. Dal Messinese fino a Capopassero le onde potrebbero raggiungere anche i 7 metri d'altezza e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Nella zona di Taormina e Giardini Naxos i proprietari degli stabilimenti balneari hanno usato le ruspe per proteggere con dighe di sabbia le proprie attività. Interessando un campo molto vasto, ripeto, decine, centinaia di chilometri, potrebbe avere effetti notevoli perché è fortemente energetico. Il personale ANAS fa sapere che intensificherà la sorveglianza in particolare lungo le statali 113, 114 e 115, diverse le ordinanze di chiusura a scuole, tra cui Catania, Messina, Lipari e Agrigento. Scuole chiuse anche a Siracusa, Gela, Ragusa, Vittoria, Modica, mentre proprio in queste ore molti altri sindaci si preparano a firmare le ordinanze. Per chi abita lungo la costa, nei pressi del litorale, naturalmente si prepara al peggio, mentre i sindaci dei comuni della fascia ionica invitano alla prudenza. Sentiamo Tonino De Mana. Andiamo.
San Giovanni Colermo, San Giovanni alla Punta, scappiamo. Sono preparati al peggio, anche a lasciare le case, che praticamente sono a ridosso del litorale. Gli abitanti di Campodimare, a sud di Catania, vivono ore di attesa e di angoscia, in vista dell'eccezionale ondata di maltempo che dovrebbe abbattersi nelle prossime ore sulla Sicilia ed in particolare sul versante orientale. E il mare l'osservato speciale, da qui le paure dei cittadini. Ho paura. Vedo che lei guarda il mare con un po' di timore. Di timore, sì, perché è sempre più vicino e l'abbiamo trovato anche qua al mare, quando ci sono state queste onde. Paura? No, perché non ci abito. Se la perdo, non ci posso fare niente. E metto un po' d'ansia. Lei abita qua, cosa intende fare qualora il mare dovesse essere veramente minaccioso e avvicinarsi così alle case? Prova a scappare. Già predisposta una fase di preallerta con il comune di Catania, lo stesso hanno fatto i sindaci della fascia costiera, che ha diramato un bollettino in cui si raccomanda prudenza alla popolazione, consigliando di limitare l'uso dell'auto e di evitare l'utilizzo di ciclomotori, di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi, di evitare sottopassi stradali e di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine e ai corsi d'acqua. Dal litorale sud di Catania ad Aci Trezza, dove per precauzione numerose barche sono state spostate e parcheggiate anche sulle strisce blu su disposizione del comune di Aci Castello. La prudenza, è il caso di dire, non è mai troppa. E più a nord, sul litorale messinese, interessato anche questo dall'allerta rossa, si lavora per creare una sorta di barriere frangiflutti per proteggere le case rivierasche e gli stabilimenti balneari. Francesco Triolo. Ruspe in azione sin dalla serata di ieri a Messina, che si prepara alla forte ondata di maltempo prevista da stasera sino a martedì. Soprattutto nella parte ionica del litorale sono stati previsti lavori di messa in sicurezza e consolidamento nei tratti più esposti, azioni preventive a Mili, Ponte Schiavo e Galati. Questa è la zona di Galati, sulla litoranea sud di Messina. I mezzi sono al lavoro da ieri in tutta la zona per cercare di costruire delle barriere attraverso i massi che erano sotterranei e che adesso i mezzi stanno cercando di riportare su. Pian piano si sposteranno sempre più a sud per cercare di verificare le condizioni di tutte le barriere che ci sono a supporto, a sostegno, a protezione di tante case che arrivano proprio al limite della spiaggia. I lavori sono concentrati dove il rischio è maggiore, ma anche negli altri paesi della riviera si sta provvedendo. Giardini e Taormina disposta alla chiusura delle scuole. L'appello è quello alla prudenza. Un terremoto di magnitudo 4 è stato registrato dall'INGV pochi minuti prima delle 3 di questo pomeriggio in provincia di Messina. L'ipocentro è stato localizzato a 2 chilometri a sud di Militello Rosmarino, nella zona dei Nebrodi, ad una profondità di 8-9 chilometri. La scossa è stata avvertita in diversi paesi nelle province di Messina e Catania. Non si registrano danni a cose o persone. E il maltempo non ha fermato gli sbarchi. Nella notte un barcone con 101 migranti, fra cui 11 donne, è stato soccorso dalla Capitaneria di Porto a largo di Pozzallo nel Ragusano. I migranti tratti in salvo sono in buone condizioni, solo una donna è stata trasferita all'ospedale di Modica per una frattura al piede. A Lampedusa 3 gruppi di migranti per un totale di 165 persone sono state rintracciate fra l'alba e la mattinata. E veniamo adesso al caso della parrocchia di Palermo, condannata a risarcire i vicini con 45.000 euro per il chiasso provocato dai bambini dell'oratorio. Vediamo il servizio. Una colletta per la parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Palermo, condannata dal tribunale a risarcire 45.000 euro ai condomini per il disturbo arrecato dai bambini che giocano a pallone. A lanciare questa iniziativa per dare un supporto alla parrocchia è stato direttamente il sindaco Roberto Lagalla, che sui social ha lanciato una raccolta fondi personale. Gli oratori rappresentano da sempre un presidio educativo, sociale e umano di valore inestimabile, ha detto Lagalla. Il gioco non è solo rumore, è crescita, prevenzione del disagio, inclusione, relazione. Difendere il diritto alla quiete non può significare considerare il gioco dei bambini un problema. Parlerò già domani con il parroco, aprendo una ideale sottoscrizione che mi vedrà certamente impegnato come primo offerente di una quota di 1.000 euro.
La vicenda si trascina da almeno 10 anni, in cui, secondo la sentenza, le perizie hanno dimostrato danni psicofisici subiti dai condomini e svalutazione degli appartamenti che si affacciano nell'atrio interno dell'oratorio. E le prescrizioni adesso sono molto severe, si può giocare soltanto con un pallone leggero come il Super Santos e soltanto con uno per volta. La pallacanestro è vietata perché i rimbalzi causano rumore, mentre i bambini non possono superare il numero massimo di 15 quando si allenano e 10 per le partite. Quanto agli orari è tutto vietato prima delle 8 e dopo le 20, ma anche nel momento della siesta dalle 13 alle 16. Siamo a Palermo, dove è ancora in azione la mafia degli alloggi popolari. Una famiglia che era appena entrata in possesso di un'abitazione che gli era stata assegnata è stata minacciata. Orazio Longo. Il racket delle case popolari torna in primo piano nelle pagine di cronaca a Palermo. Stavolta è toccata a una famiglia minacciata dopo aver ottenuto un alloggio nel quartiere Zen ed essere da poco entrata nell'appartamento. Da qui ve ne dovete andare, le parole che sarebbero state pronunciate da due individui, seguite poi da un gesto inequivocabile, una pistola mostrata come ulteriore avvertimento. Un gesto che farebbe propendere gli inquirenti verso il malaffare piuttosto che pensare a una vendetta o a una questione privata. Perché la mafia con gli alloggi popolari ci fa affari occupandoli abusivamente dietro il corrispettivo di denaro. Sono circa 400 gli appartamenti abitati illegalmente, 23 le abitazioni assegnate dall'Istituto Autonomo Case Popolari e dal Comune rispettando le liste per l'emergenza abitativa. Sull'episodio indaga la polizia, che ha raccolto la denuncia del capofamiglia minacciato. Ma la questione è più ampia e riguarda anche i temi legati alla distribuzione dell'acqua e alla sicurezza allo Zen, dopo gli episodi di violenza che hanno visto nei giorni scorsi esplosi alcuni colpi di pistola nella chiesa di San Filippo Neri e una serie di intimidazioni ad attività commerciali negli ultimi mesi. Temi che sono sul tavolo della prefettura e delle forze dell'ordine. Nuovi dettagli nell'inchiesta che coinvolge il deputato di Forza Italia Michele Mancuso. Ci dice tutto Rita Cinardi. Gli incontri avvenivano nello spiazzo dell'Hotel San Michele di Caltanissetta. È lì che, secondo la procura, sarebbero state consegnate le mazzette destinate al deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, l'ultima 2.000 euro nel maggio dell'anno scorso, prima 2 tranche da 5.000 euro ciascuna. A pagarle sarebbe stato il commercialista Lorenzo Tricoli, tangenti che per la procura di Caltanissetta servivano a sbloccare un contributo regionale di 98.000 euro in favore di un'associazione per alcuni spettacoli. I poliziotti della squadra mobile hanno documentato i 3 passaggi di denaro. Altri incontri sarebbero avvenuti nell'ufficio di Mancuso, perquisito nelle scorse ore, dove i poliziotti avrebbero trovato diversi soldi in contanti. L'indagine va avanti da almeno 2 anni. I PM chiedono i domiciliari per Mancuso, accusato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, per Tricoli, ex sindaco di Sommatino e braccio destro del deputato, e per i rappresentanti dell'associazione ritenuti corruttori. Secondo l'accusa, solo 20.000 dei 98.000 euro sarebbero stati spesi, il resto rendicontato con fatture false sovrastimate, come per un tributo a Vascrossi, ma è andato in scena. Contestata anche la truffa alla regione. Il nome di Mancuso, dato fino a pochi giorni fa in pole position per un ingresso in giunta in vista del rimpasto, era già emerso in un'altra inchiesta della procura di Palermo su Ninni Sciacchitano, l'ex esperto nominato dal presidente Renato Schifani. In un'intercettazione del 2022 Sciacchitano parlava del suo deputato di riferimento a Caltanissetta, indicando Mancuso mentre illustrava le manovre per orientare le nomine delle aziende sanitarie. Un ragazzo di 15 anni, Walter Di Liberto, è morto questa mattina alla periferia di Gela in un incidente stradale in via Arapacis. Era in sella ad una moto da cross quando ha perso il controllo, è finito a terra e ha sbattuto la testa. Nella notte invece a Milazzo, intorno alle 4, 5 giovani sono rimasti feriti in un incidente autonomo con l'auto che si è ribaltata, la vedete in queste immagini, rimanendo praticamente in posizione verticale. I ragazzi hanno tra i 20 e i 23 anni, la più grave è stata trasferita all'ospedale di Messina. Dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia, così 2 posteggiatori abusivi si sarebbero rivolti a 2 giovani automobilisti nella zona di Piazza Borsellino a Catania. I malcapitati hanno presentato denuncia, i parcheggiatori sono stati arrestati per estorsione. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, subito dopo parleremo di un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale che è stato fatto brillare in provincia di Catania. È stata
stata fatta brillare in una cava di Randazzo una bomba d'aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale trovata in un terreno privato a Bronte. Vediamo le fasi salienti di questa operazione condotta dall'esercito. Tonino De Mana. 3, 2, 1, fuoco! Ecco le fasi conclusive e spettacolari con il brillamento dell'ordigno bellico nella cava Mazza in territorio di Randazzo. Poco prima delle 14 si sono concluse le operazioni militari che hanno permesso di rimuovere, disinnescare e far saltare una bomba d'aereo da 250 libbre, 115 kg circa, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta a Bronte durante i lavori di scavo all'interno di un fondo privato in contrada San Nicola. L'intervento, svolto dagli artificieri dell'esercito italiano e condotto con l'ausilio di avanzati sistemi robotizzati, è stato coordinato dalla prefettura di Catania. Per garantire una maggiore sicurezza e limitare i disagi alla popolazione è stata realizzata una camera d'espansione, ossia una struttura di protezione che ha consentito di ridurre notevolmente l'area di evacuazione. 800 circa le persone costrette ad allontanarsi momentaneamente dalle abitazioni. Negli ultimi 3 mesi è la 4ª volta che i militari del 4° reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta sono intervenuti per una bonifica nel territorio siciliano. Nell'anno appena trascorso sono stati neutralizzati oltre 600 ordigni, di cui 4 bombe d'aereo. E a Catania stamattina a Sigonella, sulla Catania Gela, c'è stato un presidio Le donne contro tutte le violenze a sostegno di Donne, Vita e Libertà, è dedicato alle donne iraniane in lotta. All'iniziativa ha aderito anche il Sunia di Catania. Il presidio, promosso da associazioni, movimenti e organizzazioni sindacali, si è tenuto a 35 anni dallo scoppio della guerra del Golfo per richiamare l'attenzione sulla responsabilità collettiva nel contrastare tutte le guerre. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, torniamo tra poco per raccontarvi il poker delle Trapani mentre Siracusa è andato di nuovo KO. A tra poco. Siamo alla pagina sportiva, al calcio, con la vittoria del Palermo che al Barbera ha sconfitto per 1-0 lo Spezia grazie al gol di Segre realizzato dopo 11 secondi. Rosanero che accorciano in classifica sul Monza quarto e si avvicinano alla zona promozione diretta. E adesso la netta vittoria 4-0 del Trapani sul Sorrento, sentiamo Franco Camarasano. Un Trapani largamente rimaneggiato ma tutt'altro che demotivato contro il Sorrento, subito aggressivo, e al terzo si porta in vantaggio con Kirwan che intercetta di testa un cross di Benedetti. Al 17esimo però dalla curva degli ultra lancio di petardi in campo e cori contro il presidente Antonini, partita sospesa per 10 minuti. Al 27esimo la prima conclusione del Sorrento con Ricci, ma Galeotti è attento. Un paio di opportunità per il Trapani al 32esimo con Kirwan e al 37esimo con Stanchuk, entrambe neutralizzate da Del Sorbo. Al 40esimo e al 43esimo però il Sorrento potrebbe pareggiare, prima Motoc salva sulla linea, poi è Galeotti ad opporsi a Sabatani dopo un palo di Esposito. Al 49esimo il raddoppio del Trapani, punizione di Canotto dalla destra e testa vincente di Salinas. Nella ripresa Sorrento privo di idee e il Trapani ne approfitta. Al 14esimo assist di Stauchuk per Canotto che converge al centro e col destro fulmina Del Sorbo. Al 38esimo Stauchuk fissa il risultato sul 4-0 su un cross di Podrini. Tante le occasioni sprecate dal Siracusa, sconfitto dal Cerignola, adesso la squadra è ripiombata in zona play-out. Sentiamo Marco Petrolito. Secondo KO consecutivo per gli azzurri che perdono a De Simone contro l'Audace Cerignola nonostante una prova generosa. 1-0 per i pugliesi il risultato finale, col Siracusa che dopo le cessioni dei giorni scorsi e con gli uomini contati prova comunque a fare la sua partita, costruendo molto ma pagando la scarsa precisione sotto porta ed una grave ingenuità di Sciapola nel finale.
Dopo Monopoli, dunque, la squadra azzurra incassa un'altra battuta d'arresto e scivola di nuovo in zona play-out in attesa di altri rinforzi dal mercato. Parte meglio nel primo tempo il Siracusa, che sfiora il vantaggio in almeno 3 occasioni, ma trova sempre l'attenta risposta del portiere pugliese Iliev. Il Cirignolo non punge, facendosi vedere al 43esimo con Parlato, ma Farroni risponde presente e si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa gli Aretusei aumentano la pressione, vanno vicinissimi al gol al 57esimo con Puzzone, il cui colpo di testa su assist di Paolo viene parato da Iliev. Al 62esimo per i Leoni il gol sembra cosa fatta, ma il tiro a botta sicura di Limonelli viene respinto sulla linea da Todisco. Al 78esimo ecco l'episodio che non ti aspetti. Sciapola controlla male in aria commettendo un ingenuo fallo su Vitale e l'arbitro assegna il rigore che Gambale realizza. Il Siracusa prova a reagire con rabbia fino all'ultimo, sfiorando il pari con Frisenna, ma ancora una volta Iliev negare agli azzurri un pareggio che sarebbe stato anche stretto. Sconfitta meritata dunque, ma bruciante, e che peserà non poco in vista della penalizzazione in arrivo nei prossimi giorni. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.